siamo a ridosso di aprile, chi non può partire perché non si sa con quali soldi ancora, non c'è la certezza di questo, non c'è la programmazione. Quindi siamo qui e adesso cominceremo a muoverci perché parla magari a settembre, che è una cosa già più ragionevole pensare che possa partire, però se non parte noi non avendo produzione il prossimo anno saremo buttati fuori dalle fondazioni diastronomiche perché non producendo punteggio con l'attività. No, prima che l'idea è quella che posso dire io, poi discutiamo, vedremo un po' verifichiamo le posizioni, che si crei un polo culturale tale da essere un motore di sviluppo per la Sardegna, per cui vendi le produzioni a Sassari, vendi le produzioni fuori dalla Sardegna, consenti anche che quei laboratori siano punto di riferimento per l'intera isola. Il carnevale di Cagliari, quando loro spendono 200.000 euro per organizzare il carnevale, non si capisce che si rivolgono per creare i costumi, perché non danno può essere una commessa come un'altra. che non lavorano come può produrre tutto, da scenografie E non tutti i teatri hanno questa possibilità, attenzione, perché ci sono alcuni teatri ma che poi sono... con quegli spazi che avete nuovi, se realmente Certo, il problema è in modo fenomenale, solo che non c'è proprio volontà di mettere in modo Alcune produzioni, alcune opere che sono state prodotte qui sono state lasciate lì in magazzino, non è che sono state affittate ad altri teatri, i costumi. abbiamo un parco costumi di 400 costumi pronti per essere usati. Avremmo voluto incrementare la nostra attività usando ad esempio in un periodo straordinario di difficoltà come questo, usando produzioni che abbiamo 23 allestimenti, non si poteva pensare di usare quelli che già comunque hanno un costo però molto minore rispetto a nuove produzioni e altre cose. Il pubblico è da tempo anche che aspetta la tradizione, si fa una stagione tradizionale e ci si salva, invece qui ci si lascia Fino all'anno così, scorso siamo abbiamo messi fatto così. una buona costata a 600.000 euro sulla carta che stava marcendo. È stata Acquistata, acquistata, è una cosa vergognosa, ma si può produrre tutto in teatro. Non si tratta di affittare. Sì, un incontro innanzitutto per capire da parte dei lavoratori. Sì, la sua posizione ci piacerebbe che la chiarisse perché per noi sarebbe una boccata d'ossigeno enorme il suo reintegro. Credo che abbia un timore relativo a... Lo so, però non si può... relativo alla gestione seria. Certo. Cioè se non hai garanzie, quindi lui non dà il via libera per non... Però adesso è un momento di transizione, così sarebbe stato più utile a mio avviso che lui comunque entrasse e lavorasse da garante per questo rinnovamento anche del CDA e anche delle cariche che stanno entrando, perché sennò siamo in mano del sindaco, noi ci abbiamo parlato ieri dopo un mese di assenza, in cambio della tregua che si è data ha parlato di fumo, anzi ha dato delle nuove motivazioni. Ma lo dovrebbe dovuto smontare, sai, poi una volta che smonti non deve mai fare male, cosa fare? Adesso tutte le cose le sta lasciando aperte perché Poi il prossimo le patate bollenti. La stagione estiva verifica qui, peccato, lasciata andare. non si fa più. Noi abbiamo chiesto ad esempio Peccato mortale. di seguire l'esempio di altre fondazioni che in un momento come il nostro, che sono gravate da interessi passivi accumulati, di alleggerire questo peso debitorio dando in concessione un bene del comune. Questa cosa ce l'ha millantata per 3 mesi facendoci stare zitti. Perché l'idea è quella di dare garanzia alla banca del teatro, quella Allora, lui ha pensato il teatro, ma non è necessario che sia il teatro, anzi il teatro potrebbe non essere la soluzione migliore, potrebbe essere assolutamente un altro... Che la regione e il comune si facciano garanti in altro modo, Guarda, non vincolando. noi siamo arrivati tardi qua perché siamo andati alla regione adesso. Questo sarebbe pericoloso.
eravamo alla regione adesso, siamo passati prima là sotto simbolicamente perché in questo momento è l'istituzione che in questo momento potrebbe fare un qualcosa di straordinario per noi perché sennò altrimenti non ne usciamo.